paure, attese, speranze per il... Attimi in cui più di qualcuno, preso alla sprovvista, si è intimorito durante il Panevin di Arcade di giovedì sera. La psicosi attentati c'era anche in piazza, attorno alla catasta che da mezzo secolo attrae un mare di gente con il naso all'insù per il pronostico delle faville per il nuovo anno. Timori concretizzati per il primo anno dopo mezzo secolo di roghi con camion, trattori e ruspe posizionati di traverso sulle vie d'accesso alla piazza invasa da oltre 6.000 spettatori. Segno di questi tempi, ma anche di una tradizione che continua da mezzo secolo e ricordata così. Si è acceso lo stellone del 50° anniversario. Una serata di sorprese per il governatore del Veneto a partire dal conferimento della cittadinanza onoraria nel comune del Panevin. Lui non lo sa questo. Stasera alle 6:30 abbiamo fatto un consiglio comunale apposta per concedere a Luca Zaia, governatore del Veneto, la cittadinanza onoraria, perché pensiamo, è vero che gli alpini, come dice appunto una mia consigliera, fanno un grande Panevin, sicuramente è vero, ma è vero anche che Luca Zaia ne ha un po' esportato un po' in giro l'immagine. Sorprese continuate col botto dedicato all'autonomia. Presidente, un Panevin col botto come l'autonomia per quest'anno? Guarda, sì, l'autonomia farà il botto come questo Panevin. Poi con le foto di rito all'accensione con il sindaco. Spero che i veneti rispondano all'appello del governatore, appello a cui unisco anch'io. Andiamo a votare per il referendum, cambiamo il Veneto, cambiamo anche l'Italia. Un desiderio guardando il Panevin. Star bene. Perfetto. Un desiderio guardando il Panevin. Che le cose vadano meglio. Un desiderio per questo Panevin. Auguri a tutti le Arcade, bellissimo, noi siamo dall'Australia.